Tra le prime persone che incontrai a Venezia nel 1946 vi fu un artista di nome Vedova. Vedova, un pittore astrattista, era un uomo altissimo e aveva la barba. Era comunista e durante la guerra aveva fatto il partigiano. Era anche molto giovane e impazziva per le ragazze. San Tommaso era meno alto e più grassoccio. Aveva anche 2 occhi roventi ed era sposato con un figlio. Sapeva tutto della storia di Venezia e raccontava le cose più affascinanti sul passato della sua grande città. Dei 2 era il più colto. Il ristorante Angelo era gremito dei loro quadri e di quelli di altri artisti, poiché a Venezia c'è la consuetudine da parte dei ristoranti di offrire gratis i pasti agli artisti in cambio delle loro opere. Fu attraverso San Tommaso che venni invitata a esporre tutta la mia collezione alla 24ª Biennale di Venezia. Lo aveva suggerito al segretario generale della Biennale, Rodolfo Pallucchini, e ci mettemmo d'accordo per sistemare i quadri nel padiglione greco, che era libero a causa della partecipazione dei greci alla guerra. Peggy Guggenheim, Una vita per l'arte, Rizzoli.